Bentornati a Love per la seconda parte. Emilia, facciamo un po' un sunto della situazione, l'argomento è interessante, abbiamo parlato di multiculturalità. Sì, appunto i ragazzi insieme, diciamo così, abbiamo un po' parlato in generale in questa prima parte di come stanno anche un po' cambiando le cose rispetto al rapporto con ciò che è diverso da noi, quindi al fatto che comunque l'emblema un po' del razzismo che nasce un po' dall'ignoranza, nasce un po' dalla paura che abbiamo di ciò che è diverso da noi e che ci può creare o un'emarginazione, quindi una minoranza, oppure se affrontata in un certo modo può portare all'integrazione. Quindi è un po' questo l'ambito, o un arricchimento, come abbiamo detto. In più è anche un po' importante definire cos'è lo straniero, nel senso che delle volte può essere semplicemente una differenza di cultura ed questa è la cosa importante, cioè più che trasformare una differenza di cultura in una differenza di natura, cioè il fatto di un essere umano è diverso dall'altro, però bisogna tenere conto della differenza culturale, questa è la cosa importante perché se non la si riconosce possono nascere dei problemi. Assolutamente. Però entriamo nel vivo, adesso ho interrotto Mara prima della pubblicità, quindi se vuoi aggiungere qualcosa No. sentiti assolutamente libera. Entriamo nel vivo perché questo è un programma che parla ovviamente d'amore. Che cosa vuol dire innamorarsi di una persona che... Partiamo dal presupposto che ci siano effettivamente delle differenze, quindi io voglio andare in chiesa e tu invece preghi per terra 3 volte al giorno. Io faccio il Ramadan e io in quel mese voglio andare a mangiare la pizza tutti i giorni perché sono incinta e voglio mangiare la pizza e tu mi devi portare a quell'ora. Quindi quali sono nella contingenza, adesso al di là ovviamente delle fratture dei grandi credo della vita, perché lì ovviamente nel rispetto della coppia e dell'individualità, perché una coppia è fatta da 2 persone singole e distinte, quindi pensare a una miscellanea completa, una fusione sarebbe un'assurdità, però dato per scontato che ci si rispetta nei propri credo, le contingenze quanto possono portare a liti o comunque a incomprensioni? La gente litiga per chi usa lo spazzolino che dentifricio comprare al supermercato e quindi qua parliamo di situazioni anche insomma più gravi. In una coppia bisogna innanzitutto stabilire cosa è importante e cosa è meno importante, quindi che importanza dai alla religione, che importanza dai a quello che mangi, che importanza dai ai luoghi che frequenti, che importanza dai alla gelosia che magari una religione ti impone. Quindi tutti questi fattori devono essere messi sul banco e bisogna trarne poi delle conclusioni. A questo punto io credo che dopo che si è trovato un equilibrio appunto sotto tutti questi punti di vista, la coppia può funzionare, ma se le divergenze sono troppo grandi è difficile mandare avanti una storia, si rischia di litigare tutti i giorni su qualsiasi aspetto, no perché mio padre diceva, no perché nel mio paese si fa così, no perché... Credo che poi litigare sia uno dei motivi, almeno litigare molto frequentemente è uno dei motivi per cui una coppia si rompe prima. Però Michè, io quello che penso è sempre questo. 2 persone si innamorano, quindi tutto il primo periodo davvero è difficilissimo mettersi lì a razionalizzare, a me piace verde, a te piace rosso. Uno se la vive molto spesso con ottime intenzioni, ma in realtà la concretezza, quindi quelle che sono le contingenze, vengono fuori un po' dopo. Quindi nel momento in cui ci siamo innamorati e vengono fuori i problemi, perché tutto il primo periodo... l'ingenuità dell'amore. Sì, durante la luna di miele, bravissimo Emilio, non ci si rende conto di niente, anzi, è stimolo questo, è diverso, allora magari posso imparare eccetera. Poi a un certo punto, caduti dal miele, dalla luna, per terra, nel fango, perché a volte capita, inizia a notare tutte quelle piccole cose e anche delle grandi cose. Ti dici, e che facciamo adesso? Ma esprimo il mio parere totalmente personale. Già io, ovviamente appunto essendo comunque straniera, non noto assolutamente nessun tipo di differenza, ma perché comunque io sono cresciuta qui. Quindi io non ho nessun tipo di predisposizione che possa portare delle differenze nella coppia. Quindi io non faccio testo.
magari un'altra persona che appunto arriva a una certa età, che ha già avuto una cultura e un uso e costume diverso, sicuramente può creare dei problemi. Ti faccio una domanda personale, Frida. Sì. Rispetto ai tuoi genitori, per esempio, Sì. che sono nati, immagino, in Albania Sì, e cresciuti là, fino a una esatto. certa età, sì. E come vivi la tua crescita? Guarda, è stata una cosa molto divertente e buffa, perché i miei genitori sono come noi, nel senso che i miei genitori, essendo cresciuti qui con noi, hanno visto proprio un cambiamento radicale giornaliero, perché si sono trovati comunque con una realtà totalmente differente, alla quale loro stessi hanno dovuto poi cambiare proprio, adeguarsi, sia a livello proprio personale. Non so, per dirti un esempio stupido e banale: quando ero più piccola mio padre era gelosissimo, ma gelosissimo, più geloso magari dei miei morosi stessi, per non parlare magari di mio fratello, che era ancora peggio. E quindi io sono anche una abbastanza, insomma, con un po' di carattere, e quindi sono riuscita nel tempo a plasmare sia uno che l'altro, cioè li porti a far capire che comunque quello non è più la realtà con la quale magari avevamo a che fare, perché è diverso qui. Quindi anche loro stessi si sono trovati poi in un contesto talmente tanto differente che inevitabilmente, insomma, sono cambiati. Quindi i miei genitori sono praticamente come noi, non sono rimasti dove erano, ecco. Quindi anche questo è sempre, secondo me, una cosa in più, aggiuntiva. Certo, un esempio positivo. Ovviamente i miei genitori sono cambiati da come erano in meglio, perché comunque appunto maturare e apporre delle differenze così notevoli in delle persone così grandi è assolutamente migliorativo. Il senso è che secondo me in una coppia i problemi ci sono sempre e comunque, punto, indipendentemente dalla cultura, che può anche essere una cosa in più, un incentivo, e sicuramente se si è totalmente diversi questo può essere un problema, ma alla fine se ci si ama e c'è rispetto, come diceva Michele, perché la base ci deve essere quello, tra le persone si risolve tutto. Purtroppo si litiga appunto per lo spazzolino, per il dentifricio e così via, quindi non c'entra niente, secondo me. Sì, no, perché dopo un po' una positiva modulazione dovrebbe portare uno di due a dire, o tutte e due nella maniera più fortunata, a dire d'accordo, se tu assolutamente vuoi fare determinate cose, puoi anche ritagliarti i tuoi spazi e andare a mangiare il couscous perché sei marocchino 2 volte a settimana con i tuoi amici marocchini, per esempio, se invece a me non piace. Il problema è che molto spesso invece, soprattutto nella costruzione di una relazione, si tende a volersi fondere in tutto e per tutto, quindi ci si violenta anche. Una donna che per 3-4 anni sta insieme a un giocatore professionista di un qualsiasi sport e vorrebbe fare la calza, d'accordo? Ed è costretta ad andare a vedere tutte le partite, ad andare tutte le domeniche, a un certo punto, finita la luna di miele, dice boom, questa non è la persona per me. In realtà bisognerebbe, appunto quando sono percepibili le differenze dall'inizio, secondo me, mettersi davvero nello sforzo razionale di capire che alcune cose dinamiche si possono prevenire. Perché questo accade, cioè il famoso risveglio dopo l'annetto della passion, della furesta, dove ti rendi conto che ma chi cavolo sei tu? Cioè ti svegli la mattina e dici chi è? D'accordo? Bisognerebbe cercare di farlo in maniera molto più approfondita quando sono già percepibili dall'inizio delle diversità forti, perché questo è giustificabile quando ci si incontra tra simili. Permettetemi il termine. All'inizio invece la grande chance è che se già ti percepisco diverso vuol dire che devo accelerare il processo e farmi più domande. Ma vogliamo parlare della noia che si ha quando si incontra tra simili? Cioè, dopo Vero, non riesci, condividi sempre le stesse passioni, stessi ritmi, stessa cultura, non c'è quello sprint che ti dà per mandare avanti con la coppia e quindi scoprire qualcosa di nuovo e quindi integrare magari situazioni diverse, appunto scoprire magari i territori da cui proviene quella persona, viaggiare, che è anche bellissimo, anziché stare sempre consolidati sulla stessa terra. Io credo che sia bellissimo, ritengo che sia bellissimo avere una persona al tuo fianco di un'etnia, di una cultura diversa, di provenienze diverse. È proprio, secondo me, è un ingrediente dell'amore in più. Però prima dicevi, fuori onda, certo, parlavamo un po' delle amicizie, no? Di persone che avevano difficoltà. Sì. Secondo te
Quali sono le difficoltà che possono avere appunto amici o nel trovare partner? Per quanto mi riguarda, una delle mie migliori amiche ha la pelle scura e lei mi racconta spesso che subisce delle discriminazioni anche dai ragazzi della nostra età, e questo è inammissibile. E se tu inizi già con questo presupposto di discriminare un ragazzo della tua stessa età, finisce che lo inibisci da un punto di vista della ricerca di un partner, perché dopo lei si sente magari inferiore e quindi dice: ma non sono adatto a questo tipo di persona, perché, oppure ti chiedi perché ti discrimina, non riesci a trovare una risposta, quando una risposta in realtà appunto non c'è, perché la discriminazione sul colore della pelle è una cosa ormai superata, almeno nei paesi come l'America. In Italia facciamo ancora fatica, però io discrimino anche chi in mangia Grecia, l'aglio, però che in adesso America non so se può essere considerato. Io chi mangia l'aglio, ecco, anche no, grazie. No, anche al secondo e al terzo. Io ho una forte intolleranza all'aglio e purtroppo, cioè, è l'unica cosa che davvero, poi può essere anche turchino di pelle, non mi interessa, ma l'aglio, ti prego, no. Però che in America sia superata, su questo cioè comunque ci No, sono sì, infatti. tra i confini e le varie, no, certo, cioè, rispetto magari un secolo c'è fa. sicuramente, No, cioè, ci sono guerre state delle difficili. lotte, Un processo molto più esatto, un accelerato. processo in corso sicuramente, però a proposito di pregiudizi e quindi di razionalità, perché anche nella prima parte abbiamo molto parlato di cosa è bello pensare, no? Che è già un grande passo, no? Quindi avere la mente aperta, però c'è una ricerca sui pregiudizi, sugli stereotipi in un testo di un autore che a me piace molto, che si chiama Gladwell, e il libro si chiama In un batter di ciglia, dove hanno visto che anche le stesse persone della stessa cultura, quindi parliamo dei neri, di fronte allo stimolo di parole che richiamavano razze, quindi la loro stessa razza come negativa, la reazione misurata fisiologicamente era di un atteggiamento negativo anche loro. Quindi è talmente radicato a livello epidermico questa differenza che anche se tu razionalmente volessi pensare in altro modo, sentire in altro modo, per sradicarla bisogna fare un bel lavoretto, altrimenti crea proprio delle difficoltà. Certo, perché tocchi il nervo, cioè nel senso, se purtroppo ti permetti, dovrebbero bruciare nelle fiamme dell'inferno, permettetemi, negro una persona, c'è talmente tanta sofferenza dietro, di generazioni e generazioni, storica, sociale, insomma retaggi pazzeschi, li studiamo nei libri, la tratta degli schiavi, insomma, che probabilmente tu vai veramente a toccare nel nervo quella persona, anche se è perfettamente integrato ed è nata a Roma o a Milano o a New York, cioè è normale, portiamo dietro tutto quello che è il nostro bagaglio. È come dire terrone a una persona che è nata e cresciuta a Milano e che comunque si sentirà sempre nell'impasse di dire da dove proviene. Io ne conosco tantissime di persone che si vergognano di si vergognano ragazzi, di dire che vengono dal sud. E io per protesta, dato che grazie a Dio dopo sforzi bellici non si sente poi così tanto che vengo dalla Sardegna, la mia mail è paulasini.ss, che ovviamente non ha niente a che vedere con la politica o con retaggi, ma è Sassari, perché io ho bisogno davvero di ricordare a chiunque che sono sarda e non me ne vergogno, anzi è una grande ricchezza. Quindi io direi che tutti dobbiamo portarci dietro il nostro bagaglio, aprirci agli altri, portandoci dietro le nostre buone radici, questa è la prima cosa. E se ci offendono, sappiamo come sistemare. esatto, con un bel sorriso e l'indifferenza. Se posso aggiungere sulla questione del sud, no? Della Sardegna, il fatto che poi dicevo anche prima sulla multiculturalità, che anche, la vediamo anche tra persone del nord e del sud. Io riporto una mia piccolissima esperienza personale per quel che può servire su un rapporto di coppia, perché io provengo da una città della provincia di Napoli, sono cresciuta in un ambiente del sud e cattolico, cioè quindi dai 5 ai 20 anni io sono cresciuta all'oratorio. Quindi quando poi sono venuta a Imola, nel rapporto di coppia, ho notato che era tutto molto, sai, più easy, nel senso che quando... Più Schweppes, come mi sì, piace, a me piace Schweppes. Sì, perché quando ero a Napoli, sai, quando un ragazzo ti invita a uscire, per dire, tu immagini già che lui abbia fatto dentro di sé un ragionamento: se io la invito a uscire perché mi piace, perché
voglio comunque provare ad avere una storia, perché è così che poi quando vivi in un ambiente schematico e anche un po' bigotto come quello dell'oratorio, poi cresciamo tutti fondamentalmente così, almeno fino ai 18 anni, fin quando poi non prendiamo un attimino la lucidità di... E invece poi arrivi a Imola, sai, i ragazzi sono tutti molto più... Una liberi. botte via. Ecco, no, ecco, esatto. Ecco. Parliamoci schiettamente. Sai, Fuori dall'oratorio. Sì, dai, usciamo. Se usciamo, dai, sì, stiamo bene insieme magari una sera, esci, poi dopo magari questo non ti cerca più, e per lui è assolutamente normale. Invece io magari che vengo da una cultura del sud di tutt'altro tipo, magari mi offendo, dico Dio non mi chiama più, ma come mai? Poi magari ti richiama dopo 2 o 3 mesi, usciamo, cioè, dico, allora per lui è assolutamente normale, almeno questa è l'impressione che io ho. Poi chiaro, no, è così, guarda, anche a Imola riesci fortunatamente ad avere qualche storia un po' più seria. Però diciamo che dal sud al nord, se qui si può già dire nord, non lo so, almeno per me sì, rispetto alla città da dove provengo, già nord, comunque diciamo che mi ha fatto sfatare parecchi tabù che avevo. E ti consiglio 2 o 3 libri, Brigida, dopo ti darò i titoli, per cercare di barcamenarti in queste Quindi anche differenze. diciamo proprio per scendere terra a terra anche nel rapporto di coppia, io ho notato una bella differenza, ma... forse anche perché l'ambiente dove sono cresciuta effettivamente era un po' chiuso, un po' ristretto, così. Ecco, Grazie. però Paola, Dimmi. ci stiamo soffermando molto, no, sul ciò che un po' è difficile della multiculturalità, però è anche vero che qualcosa abbiamo già accennato, ci sono anche dei vantaggi. Caspita. E secondo me anche questo è importante indagare. Io mi fidanzerò con un giapponese perché sono una sushi dipendente, Esatto. Finalmente. Esatto, così te lo fa a avrò casa, qualcuno no? che me lo farà a casa, esatto. C'è anche il fascino di essere stranieri, non c'è solo Vero, verissimo. il brutto di il essere fascino stranieri. dell'esotico, No? assolutamente. Esatto. Lo stimolo linguistico, quindi faccio e chiudo una piccolissima, una delle coppie più riuscite che conosco, è una ragazza, un'amica di mia sorella sarda, che ha incontrato d'estate, quindi in spiaggia, un brasiliano, più piccolo di lei, con ovviamente tutto problemi linguistici anche, quindi veramente questa storia razionalmente non aveva un colpo, un canna. Cioè, Apparentemente. Una delle coppie più belle che io abbia mai visto, adesso sono sposati, lei oltretutto lo cito veramente volentieri perché so anche che mi guarda, che ci guarda. Al matrimonio si è vestita da brasiliana, aveva imparato il balletto con tutto, quindi veramente un'integrazione splendida. Adesso è stata un mese in Brasile, ha conosciuto la famiglia, insomma ci sono invece ne conosco tante altre italiane, vicini di casa, migliori amici, compagni di oratorio che si scannano dalla mattina alla sera, quindi Esatto. assolutamente. Ma poi viviamo in un'epoca di Erasmus, scambi internazionali, quindi è anche più facile, e poi non citiamo la crisi che ci costringe anche a viaggiare per trovare del lavoro e quindi a vivere in un posto diverso dal nostro, diverso dall'Italia, e anche lì ci possiamo innamorare e anche lì ci innamoreremo perché sono delle culture belle come la nostra, diverse, che appunto sono terreno solido dove poter costruire anche un futuro multietnico per una coppia. Appunto, io ho un sacco di amici che sono partiti in Erasmus e si sono innamorati di spagnole, inglesi, francesi, e adesso la storia continua ad andare avanti. E Poi la fidanzata del paese a casa, capito? Come Come va la tua Oddio, storia? insomma. lasciando anche le fidanzate, Certo. beh, quello è normale, però sotto pausa di riflessione. Guarda, ci sono io anche direi che questi per 6-7 aspetti. mesi possiamo anche, ma perché non Appunto. prende bene il telefono. Guarda, Esatto, sai che c'è. prende bene te. No, appunto hanno costruito queste nuove storie d'amore bellissime, secondo me, con delle ragazze. Ma infatti questo che dice Michele mi fa pensare anche a quanto sia importante il contesto in cui vai a vivere un'esperienza multiculturale, nel senso che che significato va a dare all'incontro tra 2 persone di un altro paese, nel senso che l'Erasmus è un posto in cui l'atteggiamento solitamente è molto positivo, di conoscenza, di apertura reciproca. Sì, ma poi un Erasmus facilita anche l'integrazione, secondo me, anche tra ragazzi. Purtroppo in Italia non abbiamo delle facoltà magari eccellenti come può essere Oxford in Gran Bretagna o possono essere anche altre facoltà in America, quindi non abbiamo questo scambio culturale così ricco. Se
ci fossero, sicuramente saremmo un gradino avanti rispetto a dove siamo ora, perché ci sarebbero più persone straniere e quindi si creerebbe un'atmosfera diversa. Però secondo me lo zoccolo duro, piuttosto che pensare a chi viene ovviamente consenziente, quindi con desiderio in un altro paese per istruirsi o comunque trovare un confronto, bisognerebbe partire, quindi lo zoccolo duro è proprio cercare invece un'apertura, una positività verso chi viene qua a farsi i fatti propri, ad aprirsi una bottega di artigianato, piuttosto che far crescere i figli in un contesto diverso, perché riconosce magari una chiusura nel proprio. Quindi lo sforzo va verso queste persone, non verso solo verso l'Erasmus che si fa l'annetto qua, birra e ciupito, capito, e poi torna a casa. O magari rimane qua per altri motivi, ma che sono comunque persone già più aperte verso la cultura che stanno andando a cercare di scoprire. Invece bisognerebbe proprio fare un passo indietro e guardarci intorno e vedere chi invece cerca di nascondersi, chi si chiude con i propri simili perché ha paura di farsi vedere. Lì bisognerebbe tendere una mano. Sì. Ecco, questo è, senza far buonismo, però questo è lo sforzo a cui dovremmo bisognerebbe tendere lavorare tutti. prima su quelle persone, perché sono le persone che hanno, nella difficoltà, poi trovando la risposta, si trova anche la risposta per quegli altri che verranno a venire. Certo, anche perché Quindi magari ogni tanto magari sarebbe anche gradito, magari cercano davvero questo, che gli si tenda una mano. Bene, amen, noi ci vediamo alla prossima puntata, no, facciamo il sunto della situazione. No, guarda, Emilio. Io volevo chiudere più che proprio con un sunto, con uno spunto, cioè il fatto di valorizzare il diverso nel momento in cui pensiamo che il diverso può essere lo stimolo per sforzarci di più di comprendere, perché quando ci vediamo come simili spesso diamo per scontato che ci capiamo e quindi veniamo delusi nel momento in cui vediamo ma come siamo uguali, allora c'è qualcosa che non va, sei cattivo o ce l'hai con me. Questo tipo di interpretazione invece diventa cerco di capire te e quindi diventa un proprio rivolgersi verso l'altro, perché faccio più fatica a capirti, quindi diventa una qualità. Benissimo, noi ringraziamo tantissimo i nostri ospiti per il vostro intervento, vi diamo appuntamento alla prossima volta. Volevo anche ringraziare i gioielli Coclea perché come vedete ho un bellissimo ciondolino, un anello che sono gentilmente offerti e noi diamo appuntamento alla prossima volta. Per qualsiasi cosa, mi raccomando, programmi@d-alto-tv.net. Un bacio da Paola, alla prossima, ciao! Grazie a voi per essere stati con noi, ma soprattutto grazie a Paola, Emilio e ai loro ospiti. Questa puntata di Diffusion si chiude qui, io vi ricordo però l'appuntamento di domani mercoledì, puntata dedicata allo style assieme a Valentina e alle sue ospiti. Domani andremo alla scoperta di qual è il look migliore, quello più adatto per un aperitivo sulla neve e ancora Valentina ci insegnerà a preparare un impacco rivitalizzante per i capelli e poi, come sempre, la sua nail art. Domani la scopriamo con le rose. Ciao!